benvenuti a Basta Parole Ma Fatti. Accanto a me c'è Franco Manzato, è venuto nei nostri studi per spiegarci perché in questo momento è importante farsi vedere, farsi vivi in regione o presso le associazioni di categoria per chiedere informazioni su un piano di investimenti che sta arrivando e che coprirà tutti i prossimi 6 anni. In particolare saranno aiutati i giovani. Sì, grazie intanto per l'invito. Ma io credo che sia importante e tempestivo anche questo incontro con voi, perché abbiamo l'opportunità di informare i giovani delle opportunità che il piano di sviluppo rurale mette a loro disposizione. Ricordo solamente che negli ultimi 5 anni sono entrati circa oltre 3.000 giovani in agricoltura e questo è già un fattore importante di ricambio generazionale. In queste settimane abbiamo aperto un bando di 30 milioni di euro per i giovani, proprio perché possano accedere a dei fondi che mettiamo a disposizione per entrare in un mondo che, nonostante la crisi, ha ancora delle basi solide e può dare loro anche una opportunità di lavoro e anche di sviluppo professionale, perché nel mondo agricolo, soprattutto nei giovani, ormai si riscontra una scolarità elevata e anche una capacità di lettura del mondo, del marketing internazionale più elevata rispetto alle generazioni precedenti. Questo secondo me è un'opportunità che loro devono cogliere. Certo, oltretutto fare l'agricoltore in questi anni non è come una volta, con le macchine che ci sono, uno può tranquillamente farlo, non dico in giacca e cravatta, ma insomma lo può fare con le mani pulite, no? E ci sono delle possibilità anche per chi appunto magari ha un appezzamento di 1 ettaro, 2 ettari, di praticare delle culture e portarsi a casa un reddito che potrebbe andare bene anche per coprire le spese di tutto l'anno, giusto? Sì, oggi ci sono delle colture che sono veramente importanti, sono anche redditizie, ci vuole sicuramente fatica, perché come ogni lavoro c'è una buona dose di fatica, però oggi c'è la tecnologia, c'è anche risorse regionali che aiutano attraverso le consulenze, attraverso la formazione a entrare in un mondo che è particolare, quello agricolo, che può dare delle soddisfazioni. Credo tra l'altro che le opportunità che vengono messe a disposizione possono in qualche modo affrontare una crisi importante, ma che può essere superata se giovani e anche meno giovani hanno voglia di cimentarsi in agricoltura. Ecco, ma facciamo un esempio. Intanto, in quanto consiste questo aiuto? Beh, per i giovani abbiamo fatto una scelta molto, molto drastica, diamo un primo aiuto subito di 70.000 euro a fondo perduto subito per iniziare. E poi in seguito diamo la possibilità anche di accedere a finanziamenti più corposi attraverso, si chiama la misura 121, che vuol dire investimenti in agricoltura, e lì arriviamo da 40 fino a 50, 60% a fondo perduto se magari questi giovani si insediano magari in zone montane. Quanto può rendere 2 ettari di vitigno in un anno? Beh, dipende dal vitigno, però ci sono forti produzioni, per esempio del Prosecco, che stanno facendo insomma la parte del leone, anche perché il mercato chiede delle risorse, chiede questo tipo di prodotto, e si può arrivare diciamo anche a 7, 8, 9 mila euro a ettaro netti. Questo è un esempio generico, poi può essere molto di più, può essere molto di meno, dipende anche dalla tipologia del prodotto, però sì, insomma, credo, speriamo che i ragazzi ci stiano ascoltando, no? Sì, credo che sia comunque una grande opportunità. Grazie. Ok, siamo andati oltre.